Eccoci qua cari telespettatori, buonasera, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Siamo con lo SPCGIL e non soltanto e parliamo di un tema molto importante, emergenza abitativa, lo abbiamo già affrontato, ma è veramente un problema quello dell'abitazione, non soltanto per i più giovani, abbiamo dedicato un capitolo a questo, che cercano un alloggio non solo per le famiglie che avrebbero bisogno di trovare casa a prezzi dignitosi e decenti, ma anche per le persone anziane. Come si fa a pagare un affitto quando la pensione è quel che è e quando i prezzi aumentano sempre di più, vertiginosamente? Per parlare di questo, per parlare anche di guardare un po' più avanti, di pensare a forme di condivisione degli alloggi, di coabitazione, qualcosa che dia un sostegno anche a chi si sente solo, insomma una modalità diversa, bisogna sempre pensarci per tempo. Abbiamo i nostri esperti. E allora, Ugo Giollo, ben ritrovato, che è segretario dello SPCGIL del Veneto. Ben ritrovato anche Emilio Viafora, che è presidente del SUNIA Veneto, sindacato degli inquilini del Veneto, e siamo collegati con Pietro Bean, consigliere del Comune di Padova, delega alle politiche giovanili. Ben arrivato anche al consigliere che è collegato con noi, a cui daremo anche la parola. Grazie. Allora, prima di incominciare, però, io vorrei un po' inquadrare la situazione. Voi ci tenete tanto, in modo particolare, a parlare di questa emergenza abitativa. Che cosa sta succedendo? Continua a succedere? Beh, ci sono due grandi aspetti per questa cosa. Una è un aspetto più generale, e cioè nel nostro paese sempre di più vi è una situazione di difficoltà per quanto riguarda l'abitazione. L'abitazione è uno dei diritti che dovrebbero avere tutte le persone, però in realtà sia per quanto riguarda i giovani, sia per quanto riguarda gli studenti, sia per quanto riguarda le coppie, diciamo, che si trovano magari in difficoltà dal punto di vista lavorativo, questo sta diventando un problema assolutamente importante. E purtroppo quello che diciamo noi è che le politiche per la casa oramai a livello nazionale ma anche a livello più locale sono ferme da 20 anni a questa parte. Per carità ci sono bonus ristrutturazione, ci sono varie cose, ma una politica generale in particolare che affronti il tema della residenzialità pubblica non c'è, e vediamo che i problemi stanno sempre di più aumentando. Dentro tutto questo abbiamo un ulteriore problema che riguarda più da vicino noi sindacato pensionati, e cioè, come abbiamo detto in tantissime altre occasioni, siamo un paese che sta per fortuna avendo una longevità più ampia rispetto agli anni scorsi, anche in buona salute in tanti casi, però emerge un problema, e cioè spesso e volentieri il problema della solitudine. Noi abbiamo sempre di più uomini e soprattutto donne che a una certa età rimangono anche sole e sono magari in quella condizione o ancora di autosufficienza o di semi-autosufficienza, e quindi sono in una condizione in cui possono tranquillamente vivere senza dover per forza ricorrere a un centro di servizi per anziani, dove oramai vanno sostanzialmente solo le persone non autosufficienti. Sono nelle condizioni, però non ci sono le strutture che possano ospitarli, giusto? Esattamente. Allora, da questo punto di vista stiamo cominciando in questi anni ad affrontare un tema che tecnicamente viene chiamato co-housing, per farci capire il fatto di abitare assieme, di avere delle strutture generalmente pubbliche in cui possono esserci delle appartamenti, diciamo così, mini appartamenti che il singolo o la coppia ha, e magari
in tanti appartamenti con dei servizi e anche delle aree condivise. Possono essere l'area cucina, può essere l'area per quanto riguarda lo stare assieme, il giocare, il guardare la televisione e quindi avere anche quella socialità che normalmente in tanti casi invece non si ritrovano proprio per le persone anziane. Io le facciamo questa domanda perché voi avete un po' il polso della situazione, avendo interpellato anche molti anziani, tra l'altro sono iscritti al sindacato per cui appunto sono ancora più sensibilizzati. Io parlavo proprio di questo. Chiedo anche a lei, segretario, perché mi faccio portavoce un po' di chi ci ascolta, con diverse persone anziane che però, se sono in quella situazione 80 e più anni, non ne vogliono proprio sentir parlare di questa cosa qua, di lasciare la propria casa, di lasciare le proprie abitudini, di dividere, no, con quello non lo conosco, non voglio stare insieme, detto sostanzialmente, o anche lo conosce perché è lo zio, il fratello, no, non vado d'accordo, cioè c'è una forma mentis che si in qualche modo cristallizza su certe posizioni ed è difficilissimo. I figli tentano di approcciare a queste tematiche perché risolverebbero anche i figli stessi dei problemi di non poco conto, ma non c'è diciamo così risposta. Quindi chiedo a lei il suo parere, al segretario Viafora, e poi interpelleremo anche il consigliere comunale che ci sta seguendo, anzi possiamo vederlo, finalmente riusciamo a inquadrarlo, ben arrivato. Bean. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Che cosa dice a questo proposito? Perché prima è il presupposto che ci sia la disponibilità. Naturalmente non stiamo parlando di un qualcosa di obbligato, stiamo parlando di un qualcosa di assolutamente volontario. Sì, ma questo è il presupposto. Ci mancherebbe anche altro, non esiste questo tema. No, in realtà però vi sono situazioni in cui le stesse persone chiedono di avere questa soluzione. Poi c'è anche il caso inverso, poi magari ce ne parlerà il dottor Bean, il cosiddetto co-housing intergenerazionale, perché tra le tante persone che chiedono di trovare una abitazione, specialmente nelle città universitarie, ci sono studenti o giovani, ma in particolare studenti che a Padova, piuttosto che a Venezia, piuttosto che a Verona, frequentano l'università e sappiamo quanto è difficile per loro trovare la possibilità di avere a prezzi calmierati una stanza per poter seguire regolarmente i corsi. E quindi da questo punto di vista esiste anche il caso inverso, cioè degli anziani che magari mettono a disposizione una stanza nella propria casa per poter in qualche maniera ospitare un giovane, uno studente che in qualche maniera, tra virgolette, fa anche, la dico così, da sentinella rispetto a qualsiasi cosa possa succedere a quegli anziani. Quindi ci sono varie opzioni possibili. Sì, e anche perché, insomma, questo è il caso estremo, ma credo che uno dei problemi che stanno affrontando le amministrazioni è anche quello delle persone, poche per fortuna, che muoiono e non se ne accorge nessuno, che hanno dei gravi problemi e non se ne accorge nessuno, perché non c'è un rapporto di vicinato, perché non ci sono. Allora, questo va anche incontro evidentemente ad una situazione anche di questo tipo. Segretario, io guardavo anche l'aspetto psicologico, cioè bisogna che queste persone si preparino con buon animo, con predisposizione. C'è chi è avveduto, diceva a Giollo, guarda in là e già lo chiede, già se l'aspetta, è pronto. Dopo sentiremo cosa dice il consigliere comunale. Secondo lei c'è ancora da fare un passaggio di generazione per arrivare a questo? Ma io penso che c'è bisogno di percorsi culturali e noi, quella attuale, diciamo, la generazione un po' prima della mia, ma insomma pure io divento un vecchio, no? Sono cresciuti dentro una cultura dell'abitazione, della proprietà, dei propri spazi, della propria indipendenza, per cui anche queste forme, se uno non ci arriva proprio da solo,
va bene? Sicuramente non ci arriva una coppia, se una coppia continua a rimanere tale, rimane nel suo habitat, ok? Anche se ha difficoltà a mantenere quella casa, con una serie di problematicità e via discorrendo, perché c'è l'abitudine, perché c'è il quartiere, perché ci sono una serie di relazioni. Molto il problema riguarda le persone sole, quelle che rimangono sole, che pure quelle hanno bisogno di essere accompagnate in un percorso, che sarà inevitabile per molti aspetti. Per quale motivo? Noi abbiamo, accanto all'invecchiamento della popolazione, abbiamo un'altra grande questione, che è quella dell'invecchiamento della popolazione, e dunque sarà sempre maggiore il numero di persone che non potranno, stante l'attuale sistema pensionistico in cui le persone non pigliano pensioni ricche, pigliano pensioni, saranno sempre più povere le pensioni nel futuro, se rimane questo tipo di legislazione e queste coperture dal punto di vista, diciamo, dell'impegno dello Stato sulle politiche previdenziali, e saranno costrette. Allora bisogna mettere in campo politiche, servizi sociali che siano anche formativi rispetto ai vantaggi che può venire dal condividere spazi comuni, eccetera. Io credo poco invece a quello che viene detto, la coabitazione, diciamo, per fare rapporti intergenerazionali. Ma ci credo poco non perché non sarebbe bello, perché sono diverse le aspettative. Io penso che i ragazzi vanno abituati anche a vivere da soli, dovremmo cominciare a fare politiche, va bene, che rendono le persone indipendenti. Poi possono anche scegliere, oppure una persona anziana deve poter vivere con la sua pensione, non con l'integrazione che gli può dare uno studente e via discorrendo. Ma perché vi immaginate che cosa può essere il fatto di dividere una stanza con una persona che magari ha 1000 problemi? Insomma, i ragazzi hanno bisogno della loro libertà, hanno bisogno di spazi, di sentire musica, di poter invitare persone. Insomma, dove si riesce è tanto di guadagnato, ma è molto complicato. Certo, ecco, lei ha posto un'obiezione interessante che anche mette in discussione quanto si è detto finora. Chiedo a lei, consigliere, come la vede allora questa situazione? È fattibile? Può essere una soluzione? Non ho sentito, scusi. Quanto ha esposto adesso il segretario è una criticità dell'idea della coabitazione intergenerazionale, no? Potrebbe ovviare in piccola parte l'emergenza abitativa, però giustamente dice va a menomare certe esigenze e aspettative dei più giovani, oppure a mettere in crisi l'esigenza di tranquillità delle persone più anziane. Come la vede? No, non vedo una critica, invece ringrazio il segretario e lo saluto. Ci siamo visti in passato quando facevo la rete degli studenti medi, lui forse Sì. non si ricorda di me un sacco di tempo Sì, fa, mi però ricordo adesso faccio il bene. consigliere comunale e mi occupo, buonasera, e mi occupo per l'appunto di politiche intergenerazionali, prevalentemente di politiche giovanili. No, in realtà quello che ha detto non è una critica sistemica alla nostra proposta, perché la nostra proposta nasce per rispondere sì Scusi, all'emergenza perché la fermo? abitativa, ma Scusi. non in tutto. Sappiamo benissimo che per fronteggiare l'emergenza abitativa servirebbe ben altro, servirebbe la possibilità dei comuni di controllare dove possono esserci gli Airbnb e quindi le locazioni turistiche a breve termine che fanno impazzire i canoni e tolgono, diciamo, camere d'affitto per famiglie e studenti. Servirebbero più case popolari, più studentati, tutte cose che però un comune ora come ora non può decidere. Quindi in questa situazione di penuria di strumenti di welfare, di politiche abitative, noi abbiamo cercato di costruire dei progetti alternativi che costruissero almeno solidarietà intergenerazionale e costruissero coesione sociale. Attraverso la condivisione di uno spazio abitativo, attraverso il co-housing tra anziani e studenti, noi mettiamo sostanzialmente in contatto quelli che sono anziani, attenzione, autosufficienti. È un progetto di convivenza e non è un progetto di assistenza sociale, e di
studenti e studentesse che hanno bisogno per l'appunto di un appartamento e che non lo riescono a trovare. In questa maniera, attraverso il bisogno, quello dell'anziano, di combattere magari l'isolamento, la necessità di avere un rinnovamento nella propria vita che può essere fatta in quel momento di solitudine, e il bisogno dello studente di trovare una casa, noi costruiamo un legame e una coesione sociale. Quindi da dei problemi cerchiamo delle soluzioni alternative che sappiamo benissimo che non sono la panacea di tutti i mali. Ripeto, per combattere l'emergenza abitativa ci vuole ben altro. Troviamo però importante e anche soddisfacente che in un contesto così difficile riusciamo a mettere assieme generazioni diverse, a generare questa coesione sociale e offrire anche delle soluzioni interessanti. Poi, ovviamente, è fatto su base volontaria. Lo studente che non si sente in grado di svolgere una convivenza di questo tipo, ma che cerca altro, non partecipa, come neanche l'anziano che si sente sicuro di fare questo tipo di esperienza. Fatto sta che, essendo su base volontaria, stiamo già raggiungendo circa le 30 coabitazioni l'anno. I feedback, le risposte che abbiamo da queste esperienze, cioè tra anziani che ospitano e studenti e studentesse che sono ospitati, sono molto positive, cioè entrambe le parti che hanno partecipato giudicano l'esperienza bella, rigenerativa, importante, e funziona talmente bene che abbiamo addirittura, e concludo, poi immagino non ci sarà altro da dire, ma per ora concludo, abbiamo addirittura oltrepassato quelle che sono le barriere culturali, nel senso che di questa trentina di coabitazioni attualmente attive al terzo anno di co-housing, ben 12 sono con studenti e studentesse internazionali che provengono dai paesi più disparati. Che Quindi età neanche la hanno gli lingua è un ostacolo alla convivenza, anzi la diversità culturale diventa un arricchimento per avere un'esperienza bella e che rende la nostra città più inclusiva, più accogliente e più salda dal punto di vista sociale. Che età hanno le persone anziane che si rendono disponibili in genere? Le persone anziane hanno dai 65 anni in su e la più anziana di tutte, se non sbaglio, è una signora di 92 o 93 anni. Vorrei dire, sì, se no, sono tutti in quella fascia là comunque. Capito? Tra circa i 65 e i 75, poi abbiamo una signora anche molto anziana che ha deciso di partecipare, però specifico che sono tutti anziani ed anziane autosufficienti, perché deve essere un progetto di convivenza, di coabitazione e non di assistenza sociale, cioè crediamo che lo studente possa partecipare se vuole un'esperienza di coabitazione interessante e alternativa. Non crediamo che lo studente, per avere una casa, debba diventare un assistente sociale di un anziano che ha bisogno. Questo va contro i miei valori personalmente e contro i valori anche del Comune di Padova, cioè il diritto allo studio può essere soddisfatto in maniera alternativa, diversa, con coabitazione, ma non può essere fatto, diciamo, mercanteggiato chiedendo allo studente di assolvere dei compiti invece che dovrebbe assolvere il servizio sanitario pubblico. Ecco. Chiaro. Lei parlava prima, gliel'avevo chiesto, ma probabilmente è difficile anche interrompere quando c'è questo collegamento, di un progetto che è stato fatto dal Comune, di qualcosa che c'è dietro. Aggiorno i nostri telespettatori che magari ci seguono anche da altre parti o dal Comune stesso di Padova, però non sono a conoscenza di questo tipo di accordo, di progettualità. Poi do la parola al segretario del Sunia. Sì, appunto questo progetto che noi facciamo, un progetto di coabitazione tra anziani e studenti, è un progetto delle politiche giovanili del Comune di Padova, in collaborazione con diversi enti del territorio, tra cui anche il SUNIA e altri sindacati degli inquilini, ma insieme anche all'università, all'ESU e ai sindacati dei pensionati. Ci siamo confrontati con diverse realtà degli studenti e degli anziani sul territorio per riuscire a costruirlo, e con questo progetto noi a tutti gli anziani che vogliono coinvolgiamo tutti gli anziani che vogliono condividere la propria casa con uno studente che cerca una casa, e creiamo dei percorsi di convivenza attraverso un'equipe, un team del progetto Giovani, che sono le politiche giovanili del Comune di Padova, che segue tutti gli anziani che fanno domanda per partecipare, tutti gli studenti che fanno domanda, fa gli abbinamenti sulla base anche delle preferenze, facciamo dei questionari, delle interviste, e poi segue queste coabitazioni
comuni, questi abbinamenti, li segue anche nella fase burocratica contrattuale, perché la convivenza è comunque regolata da un atto di responsabilità firmato da entrambe le parti, ma anche da un contratto di locazione, tutto perfettamente a norma di legge, e quindi abbiamo un ufficio che segue questo progetto fin dalla, diciamo, dall'individuazione di chi vuole partecipare, degli anziani che ospitano, degli studenti che sono ospitati, e lo segue nella fase contrattuale burocratica, ma poi anche nella convivenza. Se dovessero esserci dei dissidi o delle difficoltà, delle incomprensioni, abbiamo un team che può, per l'appunto, un gruppo, un'equipe delle politiche giovanili che può seguire queste convivenze. Fino adesso dobbiamo dire che dissapori tra gli anziani ospitanti e gli studenti ospitati non ce ne sono stati, e sono state tutte delle convivenze particolarmente belle, positive, che hanno restituito tantissimo valore aggiunto dal punto di vista sociale. Benissimo, allora le interrompo un attimo, dopo darò la parola appunto al segretario del Sunia che appunto ci commenta questa cosa qua, però prima abbiamo la pubblicità, quindi interrompiamo pochi secondi, cari telespettatori, restate con noi. Eccoci qua. Allora, il il consigliere comunale Bean ci ha reso partecipi di questa esperienza che è stata adottata al Comune di Padova, penso che ce ne sia o sia in atto un'altra nel Comune di Venezia, adesso magari in altri comuni. Stanno tentando. Ecco, come la valuta? No, ma l'esperienza in sé è positiva, non è in discussione questo, il problema è di fronte all'emergenza che abbiamo, queste sono giustamente forme sperimentali, sono forme di come affronto un'emergenza sapendo che non ho altri strumenti in campo, perché il vero problema è di questa natura. Io dovrei giocare con una cassetta degli attrezzi molto larga, ok? Se vado a vedere oggi le cassette degli attrezzi che hanno i comuni sono limitatissime. La Regione, in questo caso il Veneto, non ha mai investito in maniera strutturale sulle questioni abitative. Se pensiamo che abbiamo perso il 10% del patrimonio pubblico per scarsa manutenzione, che manteniamo oramai dell'edilizia residenziale pubblica e dunque le aziende che gestiscono il patrimonio pubblico in una condizione tale che non possono fare le manutenzioni e noi perdiamo continuamente case, perché ne recuperiamo qualcuna, però ne perdiamo una grande parte, poi quelle vanno o all'asta. Sì, ma questo non è di competenza dei comuni, questa cosa No, qui, questa cosa qui è in competenza delle ATER, va bene. Poi ci sono anche gli edifici comunali, ma se la logica è quella della gestione da parte delle ATER, di quella di fare i profitti per poterli investire in manutenzione, noi sappiamo che oramai quelli che accedono alle case popolari non è come nel passato, che c'erano diversi strati sociali, oggi vengono dati la maggior parte a canone sociale. Tu dunque non sarai mai nelle condizioni come azienda, non sei mai inutile per poter fare quelle manutenzioni. Lo dimostra il fatto che 7.000 alloggi sono sfitti per mancanza di manutenzione e per mancanza di risorse che vengano date in maniera strutturale da parte della Regione o ai comuni o alle ATER per far fronte a questa situazione. Non è vero che nelle altre regioni si sta come in Veneto. Chi dice questo dice una fandonia, perché ci sono state regioni, penso all'Emilia Romagna, che ha fatto gli stati generali proprio nei giorni passati, penso alla Toscana, penso per altri versi anche alle Marche, dove la Regione ha utilizzato parte del bilancio in maniera strutturale, in un piano decennale, per vedere di dare, certo non risolve tutti quanti i problemi. Salvini aveva promesso un piano casa che ancora stiamo aspettando da 3 anni a questa parte, dice che scatterà il 2028, cioè dopo le elezioni. Vabbè. Nel mentre il Paese esplode, abbiamo una situazione gravissima, soprattutto in Veneto. Ieri hanno modificato le stime che noi abbiamo messo nella scheda che avete fatto vedere. Sì, adesso appunto le rivediamo. Perché non sono più 400.000 gli alloggi sfitti. Ecco qua. Ieri o stamattina, adesso il Corriere, dunque non noi, dava come stima 600.000 case sfitte. Sicuramente una parte di queste case non potrà essere utilizzata perché è troppo vetusta, perché in posti dove non è possibile fare operazioni, eccetera. Ma noi dobbiamo porci il problema di come recuperiamo quelle case
ad un mercato che sia accessibile. Sì, ma se sono, qua stiamo vedendo la situazione attuale, domande ERP giacenti, sarebbero quello di residenze pubbliche praticamente, sono 25.463. Ed infatti hanno assegnato 135 alloggi. 135 soltanto assegnati, quelli sfitti per manutenzione 7.000, ma quelli sfitti delle ERP, cioè delle ERP, quindi non di privati cittadini. Riguarda l'edilizia residenziale pubblica, ok? Poi abbiamo tutti quanti la situazione che riguarda l'edilizia privata. Che è bloccato. È un mercato bloccato per due ordini di motivi. Il primo, come veniva detto... Ecco, quindi lei dice la situazione attuale, appartamenti sfitti nel territorio non 400.000 ma 600.000. Ma questi sono i dati che immagino i giornalisti avranno ricavato da fonti attendibili. Vabbè, certo. Vabbè. Io sono convinto che non tutti quanti i 600.000 alloggi possano essere messi sul mercato, perché molti saranno in zone assolutamente prive oramai di servizi, alcuni in forma decadente, perché il catasto comunque continua a registrarli come abitazioni. Ma io dico, ragioniamo sui 400.000, così non senza... Questi qui vanno rimessi sul mercato, su un mercato che sia in qualche misura anche contenuto, perché noi abbiamo oramai tra affitti brevi, tra contratti temporanei, tra contratti agli studenti, praticamente noi abbiamo fatto crescere, lievitati i prezzi degli appartamenti anche sul mercato libero, per cui o le persone non li fittano perché preferiscono avere fitti brevi dove guadagnano di più, oppure i prezzi sono così elevati che non sono accessibili. Non è un caso che molte persone, anche nel settore pubblico, che vorrebbero trasferirsi da altre regioni d'Italia, in Veneto, va bene, magari vengono anche per un breve periodo, ma poi scappano, oppure non vengono proprio, perché non c'è un rapporto tra quanto guadagnano e quanto devono pagare per potersi permettere un alloggio. Di fronte a questa situazione ci sarebbe bisogno, finalmente, le elezioni sono fatte un'altra volta, no? Tutti quanti hanno detto che c'è un problema casa, che c'è un problema abitazione. Io mi auguro che si passi dalle parole ai fatti, perché per 3 anni, 4 anni, abbiamo avuto un assessore che non ha mai ricevuto i sindacati per discutere di questo problema, né i sindacati degli inquilini, lo abbiamo avuto assenti ogni volta che si doveva discutere di edilizia residenziale pubblica, e non abbiamo mai potuto avere un confronto sulle politiche di bilancio della Regione per vedere quante erano le risorse che si mettevano in un progetto, diciamo, per alleviare quella che è diventata una vera e propria emergenza. Certo, quello che dice il segretario è una situazione oggettiva. Chiedo a lei, a Giollo, segretario, si è arrivati a questo punto dopo tanti anni in cui comunque la parte diciamo più forte in realtà era la più debole, perché i proprietari hanno subito tutto quello che potevano subire, cioè mancato pagamento dei canoni di locazione, inquilini che non uscivano mai, quando uscivano distruggevano le case, lasciavano in condizioni, tutte situazioni paradossali che però nel nostro paese si sono verificate, per non parlare e anche il comune di Padova, non è che si risparmia questo, IMU, tasse, prima e seconda casa, notevolmente alta, ma notevolmente alta, non stiamo parlando di cose, per cui avere una seconda casa e magari ereditata dalla zia, dal parente eccetera, diventa forse un lusso, in realtà serve per arrotondare quello che diceva lei, purtroppo serve per arrotondare la pensione o lo stipendio per alcune famiglie, io non sto parlando di proprietari di 300 appartamenti, 40 appartamenti, sto parlando della classica seconda casa ereditata, che sembra che sia un peccato mortale. Adesso siamo arrivati al punto, il proprietario reagisce, non vuole più avere queste situazioni. È un problema una legge nazionale di tutela dei proprietari o è un problema della regione, del comune, eccetera? Una soluzione va trovata. Nessuno vuole fare il cattivo, ma neanche la beneficenza o trovarsi una casa di cui non entrerà più in possesso per N tempo. Sì, questa è una delle questioni che si è posta in tante occasioni e che ha fatto anche i titoli sui giornali. Dopodiché io credo che bisognerebbe scindere anche qua i problemi.
A cominciare dal fatto che innanzitutto la legislazione è la legislazione nazionale, ovviamente, infatti. poi la legislazione regionale e poi, ma casomai il consigliere Bern lo confermerà, spesso e volentieri il tutto ricade esattamente sui comuni che, essendo l'ente più vicino, si trovano poi ad in qualche maniera rispondere alle emergenze che vi sono, comprese le emergenze legate agli sfratti. Però io dividerei anche il tema tra grandi città e diciamo comuni contermini e il resto del territorio. Perché quando parliamo di emergenza c'è un'emergenza che riguarda soprattutto le grandi città. E da questo punto di vista è relativamente vera la cosa che veniva detta prima. Spesso e volentieri, io che vengo dall'entroterra veneziano, ma insomma anche altri, il tema ha tutt'altri connotati, e cioè quanta speculazione c'è rispetto a questo tema. Cosa vuol dire quante case sono state trasformate in B&B? Una slide che abbiamo dice che nel nostro Veneto ci sono 212.000 posti alberghieri. Vediamo la scheda tecnica. 212.000 posti alberghieri e 553.000 posti letto extra alberghieri, che in tanti casi sono B&B, che quindi, essendo locazioni brevi, sono locazioni che producono un reddito mediamente molto alto per un appartamento nel breve periodo e quindi disincentivano l'affitto per lunghi periodi. La stessa cosa vale per quanto riguarda gli studenti. L'iniziativa che fa il Comune di Padova, la sperimentazione, secondo me lodevole, così come qualche altro comune, ha certamente la finalità di dare una risposta a questo tipo di emergenza. Sì, ma però i numeri sono piccoli. Però sono troppo ha piccoli. anche il tentativo di dare una risposta dal punto di vista del calmierare, diciamo, i costi rispetto a questa questione. Mentre in tanti casi la cosa non è così. Ultima questione. Moltissimi di questi appartamenti non sono detenuti dalla singola famiglia che ha ricevuto la seconda casa in eredità e via di seguito, ma oramai fanno parte di grandi associazioni, di grandi immobiliari che si sono acquistati i vari appartamenti appunto ricevuti in eredità, magari per pochi soldi, e li mettono sul mercato in queste condizioni. Quindi è vero che c'è un problema di legislazione, che deve evidentemente dare una risposta a chi è proprietario di abitazione, così come deve dare garanzie a chi è inquilino, ma altrettanto c'è un problema di speculazione a cui il pubblico non dà una risposta. E dicevo prima, non la dà per chi ha un reddito mediamente basso. Insomma, stiamo parlando in questi anni di lavoro che sta diventando sempre più povero, ma anche stiamo parlando di persone che sono costrette a abbandonare il lavoro per altre condizioni o andare a part-time, e che magari la spesa per l'affitto, se non è calmierata, comincia ad essere una spesa che va oltre la possibilità stessa di averlo, perché poi ho detto prima, va tutelato chi è proprietario, ma va tutelato anche chi è inquilino. E in più di qualche occasione il fatto della morosità non è dovuta semplicemente a cattiva volontà, ma in qualche occasione è anche legata al fatto che nel frattempo si è perso il lavoro, nel frattempo si è diventati, diciamo, più poveri perché non ci sono stati rinnovi contrattuali, e quindi si entra in quella condizione.
quella condizione a cui se non do risposta, in realtà poi la scarico comunque sull'ente più vicino, che è esattamente il comune, che deve comunque trovare una risposta, perché le persone per strada, correttamente, se vogliamo garantire un diritto costituzionale, non possiamo lasciarle. Non dovremmo lasciarle, dovremmo. Allora, è stato chiamato in causa più volte il comune, consigliere. A lei la parola. Sì, il segretario Agiolla però ha detto molto bene, il progetto di cui sono responsabile, il progetto di co-housing e di coabitazione tra anziani e studenti, in realtà cura anche l'aspetto contrattuale e quindi sociale. Il rapporto tra studente ospitato e anziano ospitante è regolato da un patto di responsabilità, ma anche da un contratto che rispetta quelli che sono i canoni concordati, e quindi ha un prezzo decisamente inferiore, un prezzo giusto rispetto a quelle che sono le speculazioni attuali. E proprio sulle speculazioni torno, perché è stato detto correttamente che i comuni sono poi la prima istituzione, il primo presidio territoriale a cui i cittadini e le cittadine si rivolgono in assenza totale di politiche per la casa, politiche abitative necessarie in questo momento. Perché è vero che col progetto di coabitazione stiamo facendo delle esperienze bellissime, ma non sono sufficienti a superare l'emergenza abitativa. Ma tutto quello che servirebbe abitativa, o meglio per affrontarla, non sta venendo messo in campo. Quello che è stato detto poc'anzi è verissimo. Se lo Stato, il governo desse la possibilità ai comuni di scegliere dove vanno le locazioni turistiche a breve termine, gli Airbnb, e dove vanno le locazioni abitative per studenti e famiglie, si verificherebbe un contesto molto più vivibile in cui i comuni scelgono che una parte del territorio ci stanno i turisti, una parte del territorio ci stanno le famiglie, una parte gli studenti, e poi ogni 8 anni si turna, in maniera tale che anche i proprietari possano avere tutte le possibilità. I proprietari guadagnano un po' meno, ma così si garantisce una casa non solo ai turisti che vengono qua un mesetto, o poco meno, ma anche alle famiglie e agli studenti che la cercano. Perché se lasciamo la situazione così, i proprietari preferiscono le locazioni turistiche a breve termine. Gli Airbnb si guadagna di più che in 12 mesi, se non in 13-14 mesi di locazione con una famiglia o con degli studenti. Non c'è partita. Un proprietario, finché le norme sono queste, preferirà sempre un Airbnb, una locazione per turisti a breve termine. Tiene la casa meno occupata e guadagna molto molto di più. Però chi una casa non ce l'ha e non la cerca finisce per strada, finisce preda delle diseguaglianze, non riesce a studiare, non riesce a farsi una vita, e così tutta una parte del nostro paese rimane con diritti inascoltati e rispettati, e questo non è accettabile. Questo è il punto: dotare i comuni di strumenti migliori per fronteggiare queste emergenze. Nel mentre in cui li aspettiamo, noi sì, senza dubbio. Sì, però non si possono porre limitazioni alla libertà, alla libera proprietà, assolutamente. Secondo me, cioè questo è un discorso, perché andare a ghettizzare le città, tu sì e tu no, alla fine i proprietari, se non possono ritrovare reddito, io lo vedo come succede, è come il caso delle case di riposo. Chi ha il genitore in una casa di riposo fino a un certo punto può mantenerlo o si mantiene, poi deve vendere la proprietà, sì, e la proprietà viene acquistata magari da quei famosi fondi, infatti abbiamo tantissime case, che poi fa monopolio, fissa, gli dà in affitto, li sistema, può sistemarlo perché i fondi hanno soldi, li sistemano, li danno in affitto, locazione breve o locazione lunga con dei prezzi altissimi, come succede in certe realtà, ma l'originario proprietario non avrebbe voluto farlo, avrebbe voluto tenerselo e darlo in affitto normale, ma non può farlo perché il sistema non consente questo, cioè ti costringe o a vendere se non hai soldi da mettere a posto la casa, a vendere a chi? A chi può acquistarlo. Per cui secondo me bisogna tutelare ambo le parti, sì, cioè non porre dei vincoli, dei paletti in modo ghettizzare le città. Cominciamo a mettere le cose in chiaro e avere un quadro, come si chiama, organico. C'è un diritto costituzionale che è la libertà alla proprietà, certo. Però c'è un'aggiunta, dice la Costituzione, che deve essere comunque assolvere una funzione sociale. Cioè ci deve essere un equilibrio
ci deve essere un equilibrio. La libertà della proprietà non è, tu sei proprietario di una casa, ok? Hai costruito una casa, ma c'è stato, come si chiama, chi ti ha dato la concessione, chi ha detto che quel terreno diventava edificabile, vabbè, che è un fatto pubblico, no? Noi dobbiamo distinguere, lei diceva, moltissimi non fittano perché c'è un problema di morosità. Beh, caspita. Ok? Bene. Lo sapete qual è stata la misura per contrastare questo che ha adottato il governo? Togliere quello che era sostegno al fitto, una voce di bilancio, che era sostegno al fitto e sostegno alla morosità, che garantiva in qualche misura i proprietari. Seconda questione, noi stiamo ponendo con forza il problema. È possibile costruire un fondo partecipato anche dal pubblico che faccia da garanzia, da garante al pubblico, al privato, in maniera tale che possa determinare la messa sul mercato della propria abitazione? Seconda questione, noi oggi abbiamo una situazione che è di questo genere. Cedolare secca sugli immobili 22%, ok? Sul mercato libero. Sul mercato concordato il 10%. È troppo poco secondo noi. Noi dovremmo togliere la cedolare, perché se tu guadagni, va bene anche per gli alloggi brevi, questo riguarda perché pagano la cedolare su quella cosa lì, poi tra l'altro le grandi piattaforme stanno facendo affari su queste cose, okay? Più che i piccoli proprietari, noi infatti. Pensiamo sempre che c'è il piccolo proprietario, e invece no, infatti è quello è proprio quelli che fanno i grandi affari. Noi dobbiamo trovare un sistema incentivante, infatti, e non è vero che non è possibile fare nulla. Va bene, certo ci sarebbe bisogno di una legislazione che dia più autonomia ai comuni, alle regioni su questa cosa qui, però comunque, perché io trovo folle che si è fatta una politica sull'autonomia differenziata, l'unica cosa, va bene, che non sarebbe a disposizione della regione e dei comuni è la politica dei territori e dell'abitazione. Poi bisogna fare due altre cose. No, dopo gli do la parola perché sono interessanti quello che dice, ma c'è la pubblicità che sta incombendo. Vabbè, se incombe la pubblicità, siamo schiavi tutti. No, ma voglio che perché l'approfondisca, quindi si tenga a mente e che i nostri telespettatori così ci seguono, perché sono due cose molto importanti. Pochi secondi e torniamo insieme. Eccoci qua, io ho tolto la parola al segretario che stava dicendo delle spese, dopo do la parola a Volevo Uguagliolo. affrontare altre due questioni. La prima è questa. Noi abbiamo bisogno, e non lo dico io, che sono rappresentante del sindacato degli inquilini, lo dice uno come Cottarelli, che almeno in Italia ci sarebbe bisogno di 150.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché in Italia non si sta facendo edilizia residenziale pubblica dagli anni 70. Ok? Noi stiamo avendo un depauperamento, lo volete sapere qual è il rapporto tra noi e l'Europa? In Francia il 30% del patrimonio immobiliare è di natura pubblica, in Germania è del 28%, in Spagna è del 26%, noi il 4%. Dunque tu hai un primo problema che invece magari di pensare a opere inaudite come il ponte sullo stretto di Messina, probabilmente con 13 miliardi ne fai di abitazioni Però in pubbliche. Germania, in Francia, la locazione di case pubbliche costa molto di più che non da noi. Ma certo, perché? Perché il potere di acquisto è maggiore, cioè guadagnano anche di più. Non solo perché c'è il potere d'acquisto che è maggiore, intanto sono maggiori i salari. Maggiori salari, certo. Sono più ricche le pensioni, dunque e uno si può permettere di pagare qualcosa di più. No, ma perché noi avendone poche, oramai, se voi vi ricordate, la mia generazione se lo ricorda, vecchie. Ok, le vecchie gestioni delle case popolari, tu trovavi anche il professore, trovavi l'impiegato e poi trovavi anche quello che era disoccupato. E dunque c'era una, come si chiama, più ceti sociali. Oggi, siccome c'è carenza di alloggi pubblici, noi ci troviamo nel paradosso che lì ci finiscono soltanto i più poveri. Siccome pagheranno un canone massimo di 40 euro, quella gestione non potrà mai assicurare la manutenzione di quegli appartamenti. Certo. E i comuni, le ATER si trovano nella condizione di fare che cosa? Di dismetterle quelle cose lì, perché siccome diventano ingestibili. Seconda questione, vogliamo rendere il mercato più dinamico, assicurando anche alle persone? Noi dobbiamo mettere un limite,
che è determinato dalla tassazione diversa. E dobbiamo, se quelli lì vogliono fare gli imprenditori del fitto... Cioè chi ha 1 o 2 case, una cosa, che invece ne ha 5, 10, 15, ho capito, ma siccome oggi è tutto quanto uguale... Sì, certo. No. E terza questione, bisogna che ci siano, come diceva giustamente il consigliere comunale Bean, che i comuni vengano messi nella condizione di dire quanta edilizia va al turismo e quanto va normalmente sul mercato, perché le persone debbano abitare le città. Perché guardate che a lungo andare, immaginando che noi viviamo soltanto con i turisti, nel mentre gli studenti fanno fatica a completare gli studi, i più attrezzati se ne vanno perché i salari sono bassi, alla fine il paese si impoverisce. Certo, però è anche vero una cosa, che cosa è successo, adesso do la parola a lei, che venne il Covid, nel periodo del Covid gli studenti andarono via, tanti andarono via e i proprietari, poi molti hanno rimesso a posto, abbiamo l'esempio di Vianelli, della zona Portello a Padova, hanno messo a posto questi appartamenti, spendendoci anche dei soldini. Quando tu ci rimetti dentro lo studente, ci sono gli studenti bravi, esistono, ma ci sono molti studenti che non è che sono così attenti all'alloggio, te lo riducono, ma no, è vero, sì, il però, proprietario ha voglia di questo, noi pensiamo no. Che, allora, quelli che vanno in fitto sono tutti quanti che distruggono le case, gli studenti, no, io sono stato un studente fuori sede, ok, l'abbiamo lasciata meglio di quanto l'avevamo trovato la casa. Ma ci sono le eccezioni, ma non tutti, e fanno le festine, ma non tutti, ma così come riguarda, ma questo qui riguarda tutti quanti gli ambiti della vita umana, no? C'è la persona che è pulita e la persona che è sporca, c'è il professionista serio, poi c'è un medico che si vende i posti all'ospedale per le dialisi, no? Ma no, noi non è che possiamo considerare il mondo... No, secondo me bisognerebbe che se il proprietario si comporta, ha messo a posto la casa e tutto, e la dà in locazione anche appunto agli studenti, ci sia una garanzia da parte dell'ente pubblico, del comune, che dice io ti risarcisco dell'eventuale danno, perché sennò il proprietario non lo fa. Sì, ho capito, però vanno messi sul mercato che sia accessibile, perché se noi abbiamo sempre più gente che fa fatica a mettere insieme il pranzo e la cena, non arriva a fine mese, va bene. Se vogliamo assicurare il diritto allo studio per tutti, anche per chi abita non da altre regioni, ma uno che abita a Belluno, non ha l'università, che fa il figlio? Come fa a frequentare gli studi? Deve trovare una casa, ok? Quel ragazzo lì pagherà un fitto, no? Per abitare in quell'abitazione. Ma quanti genitori se lo potranno permettere infatti, in queste condizioni? Dunque diventano, come veniva detto giustamente, sia da Ugo sia dal consigliere comunale, diventa un elemento di discriminazione e diseguaglianza. Oggi la diseguaglianza in questo paese si misura non sul reddito, si misura sulla ricchezza, perché se tu hai la fortuna, noi siamo tra questi, io mi ci metto, che hai una casa, campi bene se hai uno stipendio. Se non sei proprietario di casa o non l'hai avuto in eredità e tu finisci per essere un lavoratore povero che vive ai margini, e se sei poi separato finisci per strada. Certo, questo è un altro problema. Noi dobbiamo guardare la società nel suo complesso, perché è una società che è cambiata. Certo, però comunque alla base c'è sempre il problema che se i genitori non hanno soldi per mantenere il figlio, perché purtroppo le retribuzioni sono estremamente basse, torniamo appunto da capo, se non puoi pagare l'affitto, perché in Germania però in altri paesi tu hai la retribuzione più alta e ti puoi permettere affitti più alti, è un dato di fatto. Ma siamo su questo, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che gli stipendi e le pensioni nel nostro paese sono bassi. Pensionati messi bene, però il ragionamento rispetto a quanto diceva poi le do la parola consigliere rispetto a quanto diceva Emilio Viafora è esattamente che se noi siamo in un paese che ha queste condizioni, quindi lavoro povero e salari bassi, dovremmo avere una edilizia residenziale pubblica più alta degli altri paesi. E invece purtroppo... Esattamente perché a quel punto ce n'è più bisogno, c'è più la necessità di avere appartamenti, case che l'ente pubblico mette a disposizione per avere gli affitti calmierati. Abbiamo la situazione esattamente opposta, e cioè abbiamo una situazione in cui l'ente pubblico non sta investendo da decine di anni,
dove ci sono anche diciamo, queste situazioni di appartamenti sono spesso e volentieri abbandonati e quindi non vengono dati in locazione. Lo dicevamo prima, 23.000 domande per l'edilizia popolare e 135 assegnazioni. 23.000 in graduatoria. Sì, consigliere, deve aggiungere qualcosa? Allora, da questo punto di vista è evidente che bisogna tornare a ragionare sulla possibilità per gli enti pubblici di riprendere in mano la partita dell'edilizia popolare residenziale, perché altrimenti non ne usciamo, non è che ne usciamo facendo la guerra tra i piccoli proprietari e gli inquilini, perché non è questo il sistema è altro, è esattamente quello che dicevamo prima, quindi maggior peso e maggiori finanziamenti per quanto riguarda gli enti pubblici, maggiore possibilità di investire su questo campo, sapendo che anche tramite questo passano alcuni diritti, compreso il diritto di tutti i ragazzi di poter accedere allo studio, perché io contesto il fatto, noi parliamo tanto, diciamo che non c'è più l'elevatore sociale, ed è vero, ma non c'è l'elevatore sociale anche perché oggi purtroppo chi è in condizioni di difficoltà, e parlo delle famiglie, non riesce a mandare il proprio figlio all'università, non riesce a fare in modo che il ragazzo o la ragazza evidentemente esprimano quello che può fare, contraddicendo uno dei punti cardine della nostra Costituzione. Cosa ha da dire, consigliere? Ma molto brevemente, io non voglio spaventare nessuno, visto che si è parlato di garantire comunque la proprietà privata, e faccio notare che il Comune di Padova, oltre alla progettazione del co-housing, ha altri strumenti per cercare di intervenire nell'emergenza abitativa. In particolare l'assessora Benciolini sta inaugurando l'Agenzia per l'Abitare, con cui cercheremo di assolvere a quel ruolo di garanzia per i privati che vogliono affittare, che lei diceva, anche con un fondo a compartecipazione sociale che copra una parte dei costi. Quindi non voglio spaventare nessuno, e ci mancherebbe, i privati non vanno distolti dalla loro proprietà, vanno invece convinti ad affittare a famiglie, a studenti e studentesse. Però c'è un principio di fondo che mi sembra che è quello che è emerso anche negli interventi che mi hanno preceduto e che io vedo concretizzato, cioè che vedo nel concreto nella sua mancata attuazione nella vita quotidiana di quando ministro. Se io devo scegliere tra la libertà di una persona con tante case di affittarle tutte a turisti per guadagnare tantissimo, e la libertà di studenti o famiglie, ma non solo studenti che cercano, anche famiglie, gente con figli che ha uno stipendio, che vuole pagare un affitto e che non trova una casa, e la loro libertà di potersi pagare un affitto per vivere nella nostra città, io mi dispiace, devo prediligere davvero la libertà di chi ha bisogno di una casa e devo un pochettino ridurre quella che è la libertà di chi la mette in affitto, chiedendogli, magari con degli strumenti che al momento non ci sono, ma spero un giorno ci siano, di affittare a chi ne ha bisogno, in maniera tale che possa guadagnare, sì, ma dare anche una funzione sociale al proprio guadagno, alla propria seconda, terza casa, e metterla a disposizione prima di tutto dei cittadini e delle cittadine italiane che ne hanno bisogno, non dei turisti stranieri che lo pagano il triplo. Perché se no noi in questa maniera favoriamo davvero troppo la proprietà privata di pochi e di gente che non ha colpe se non quella di essere nata senza una casa di proprietà. Probabilmente questo non è giusto, è ingiusto, non è corretto, disattendiamo la Costituzione e creiamo ancora più diseguaglianze, come diceva Via Fora, impoveriamo il nostro paese. Quindi sì, ci sono degli strumenti che noi cerchiamo di mettere in campo e che si dovrebbe mettere in campo ancora di più per dare più garanzia ai proprietari, certamente, però ricordiamoci anche che di fronte alla libertà assoluta, illimitabile del proprietario di casa e il diritto alla casa, il diritto allo studio delle famiglie e dei giovani, noi dobbiamo avere anche il coraggio di prediligere i secondi. Perché i secondi senza quel diritto non vivono. Invece chi ha una seconda o una terza casa, se limitiamo un po' la sua possibilità di affittarla ai turisti, non è che lo rendiamo povero,
prendiamo, magari guadagna un po' di meno, ma ripeto, i suoi guadagni, le sue Certo, case no, avranno no, una ma infatti, ma lì non destinazione si... sociale che aiuta qualcun certo, altro. E ma non questo è penso che fondamentale, si altrimenti parli... manca la coesione sociale e con solidarietà tra generazioni, tra persone, tra italiani, tra italiane, che se non c'è non rende impossibile ogni politica da attuare in questo paese. Certo, ma penso che comunque la questione non sia tra chi fa lo speculazione o l'imprenditore che ha 15, 20, 30 appartamenti o il fondo, che poi in genere sono queste situazioni qui, o chi ne ha tanti, ma quello che ha la seconda, terza casa, che ha bisogno magari di avere un po' di reddito per mandare i figli all'università, perché poi Sì, però, guardi, ma il problema è che se il proprietario non viene tutelato o fiscalmente, come diceva lei, con un'aliquota congrua, quello che è il piccolo proprietario, sto parlando di piccoli, stiamo parlando di questi piccoli, o tutelato se l'inquilino non paga o lo studente desfa la casa, non c'è non la mette neanche in affitto, perché alla fine nessuno vuole avere un peso ulteriore, bisogna tutelare ambo le parti. Siamo in chiusura, battuta, ti prego? No, io vorrei che noi non facessimo lo stesso errore di quando parliamo di condoni edilizi, no? Si parla sempre del piccolo che ha aggiustato una stanza per avere il bagno, ma poi quando andiamo a vedere nei numeri, infatti vedremo avere i dei numeri riguardano il fatto che chi ricorre al condono è la grande speculazione. Perché il problema vero è proprio questo. Io penso che ci deve essere un equilibrio. Perché se continuiamo con la storia che non possiamo fare questo, non possiamo fare quella, possiamo tenere migliaia di persone fuori dalle abitazioni, possiamo tenere la gente per strada, possiamo avere come ieri, non so se avete letto sul giornale, un signore, in Toscana è avvenuto questo, ma è avvenuto anche a Venezia, si è fatto saltare perché gli hanno dato uno sfratto e non trovava casa perché con la pensione che ha non era in grado di pagarsi la casa. Vogliamo una società così? Io penso che c'è stato uno studio, no? Il Veneto è meno attrattivo dell'Emilia Romagna. Chissà perché è meno attrattivo rispetto agli studenti, rispetto ai professionisti, eccetera. Ma rispetto anche ai lavoratori, dai. Cosa? Rispetto ai lavoratori, perché è meno attrattivo? Perché costa tanto vivere in Veneto e te guadagni poco alla fin fine. Dunque c'è un problema. Avrai una pensione bassa un domani, avremo una pensione bassa un domani, quindi sarà da ridere. E dunque avremo un problema, ma che facciamo? Li uccidiamo? Anche in questo caso... Battuta di chiusura perché siamo proprio fuori tempo massimo, prego. Io torno al ragionamento fatto prima e mi pareva che il consigliere dicesse la stessa cosa. La pubblica amministrazione deve attrezzarsi per rispondere ai piccoli proprietari per quello che succede, per dare una mano ai piccoli proprietari per quello che succede. Però è evidente che il tema dell'abitazione per i giovani, per le famiglie e per gli anziani è un tema fondamentale e non possiamo pensare che sia un tema detto a parole e non declinato nei fatti, perché poi le persone non possono vivere nelle automobili, nelle roulotte o per strada, come in qualche caso vediamo, o essere portati alla disperazione con situazioni come quelle che abbiamo visto. Grazie Ugo Aggiolo, segretario dello SPCGIL del Veneto, grazie Emilio Viafora, presidente del SUNIA del Veneto, Pietro Bean, consigliere del Comune di Padova, delega alle politiche giovanili, grazie anche a lei, grazie a voi di averci seguito, rivedete la puntata su YouTube, sul web e poi naturalmente se avete dei problemi consultate lo SPCGIL e il SUNIA per avere dei ragguagli sulle varie situazioni. Buon proseguimento, buona serata.